Bentornati su questa rete e bentornati soprattutto sulla nostra rubrica Medicina a Confronto. Oggi, come vedete dai titoli, parliamo di salute, ma di salute a tavola, una buona salute, perché oggi vogliamo presentarvi l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, che ci parleranno delle buone qualità del vino nei riguardi della salute, se abbinato ovviamente in maniera giusta e in dosi giusta con il cibo. Ma non siamo per il bere come certe manifestazioni di giovani che sono partite dalla Spagna, tipo il Botellón, si sono diffuse. Noi siamo qui per parlare delle cose che fanno bene e che danno il piacere di stare insieme, ma anche salvaguardano la salute dell'individuo e soprattutto salvaguardano anche un equilibrio della famiglia e della società, perché il vino può fare tanto del bene, ma può fare anche tanto del male. Gli ospiti di questa sera: Dino Marchi, il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, e Vito Damanti, un medico che è anche sommelier. Ecco Dino Marchi ed ecco Vito Damanti. Vi ringrazio per essere qui e darei soprattutto la parola a Dino Marchi, che abbiamo tanto atteso per questo incontro, perché vogliamo chiedergli come si diventa sommelier e che cos'è, che soddisfazione dà il conoscere il vino così in tutte le sue caratteristiche. È una bella domanda. Del resto è facile diventare sommelier o può essere anche difficile, dipende dalla passione o dalla voglia che ci si vuol mettere. Del resto lei sa benissimo appunto che per diventare sommelier ci vuole un corso che è fatto di tante lezioni, quindi un primo livello, un secondo e un terzo livello, 15, 30, 44 lezioni per avere questo attestato. Poi io, più che la scuola, più che il fatto stesso che si cerchi di dare un'educazione, è evidente che è molto importante quella che è l'evoluzione che ogni allievo, ogni partecipante mentalmente e quindi anche praticamente può avere. Io dico sempre a questi nostri ragazzi, dico alla fine del loro percorso, dico pensate un po' a come eravate il primo giorno di banco o di scuola, quando con gli occhi sgranati eravate là ad ascoltarci perché parlavamo o presentavamo l'associazione, e pensate un po' come è cambiato in voi il modo di stare a tavola, il comportamento, il modo di socializzare, il modo di affrontare, voglio dire, di scegliere. Lo stesso modo per prendere un bicchiere o scegliere un bicchiere. Io ho visto delle generazioni intere che hanno cambiato lo stile a tavola, specialmente per quanto riguarda i professionisti. E quando dico questo, dico che le generazioni dei giovani che ci seguono molto numerosi, e questa è una bellezza appunto di questa associazione, avere la forza e il coraggio di cambiare la posateria, il colore della tovaglia, il tipo della tovaglia, la presentazione della tavola, il bicchiere stesso, quindi chiaramente questo li ha portati ad essere più sicuri, più convincenti, più stimati, e quindi è giusto anche pensare che per loro ci sia stato un cambio per quello che in ogni caso è un'esigenza della nostra società, è un'esigenza del consumatore, perché il consumatore attuale è molto attento, il consumatore attuale sa cosa vuole quando va a tavola. Se poi è anche ben accompagnato, voglio dire, al servizio, è evidente che ne nasce così un connubio di idee che alla fin fine facilitano anche il modo di stare a tavola. Quindi la cultura della buona tavola è la cultura del vino, è la storia anche del vino che accompagna l'uomo. Ecco, vede, il vino è solo una parte, il vino è una parte di quello che noi in ogni caso cerchiamo maggiormente la divulgazione, ed è evidente che quando lei ben ha detto prima attenzione all'uso e quindi non all'abuso, quindi è chiaro che per noi è un'educazione il saperlo leggere o il saper leggere un'etichetta, perché quanto bello è che noi possiamo chiedere nient'altro che il fatto stesso che conosciamo, che abbiamo cominciato a conoscere. Quando mi viene in mente che è utile anche leggere una carta dei vini, è proprio perché non è solo il nome del vino perché proviene da un'area, da una regione, da una zona, o chissà perché forse ne ho sentito parlare. Prima parlavamo appunto di quante varietà di vini provenienti abbiamo, chiaramente non solo in Italia ma chiaramente in tutto il mondo. Ma la bellezza è proprio dire
cominciare a conoscere, a capire, di leggerla, perché si può parlare di o visualizzare o ipotizzare di riconoscere un produttore, averne sentito parlare, essere curiosi. Questa è sicuramente la bontà della scuola e la bontà delle nostre scelte. Poi io dico sempre che il gusto non sta solo per il fatto di dover inserire nel palato che sia il vino o che sia il cibo. Il gusto è fatto di tanti fattori, è fatto di come ci si siede a tavola, come si è accolti, ma addirittura il colore delle pareti è una cosa importante, cioè si è attratti psicologicamente nella scelta del vino anche in quel momento. Del resto che cosa facciamo? Nient'altro che andare al ristorante ormai perché sappiamo scegliere o vogliamo scegliere un piatto, perché un piatto è più gradito in un ristorante piuttosto che in un altro, poi magari qualche volta andiamo perché ci è amico colui il quale ci aiuta e ci dà dei consigli, ci è simpatico, perché la simpatia è una cosa importante. Ecco, allora il gusto è una somma di tanti fattori, non è solo il mettere insieme quelle 4 sensazioni saporifere che alla fine poi completano alla fin fine, però, perché vuol dire che noi facciamo ragionare il nostro cervello in una maniera diversa. Ecco la bellezza dello stare a tavola. Ecco, questa è la filosofia dell'AISM, dell'Associazione Italiana Sommelier, ed è la filosofia proprio di Dino Marchi, che ti ha insegnato, vero Vito? Ti ha appassionato, ti ha anche così attratto moltissimo, per cui tu da medico sei diventato anche sommelier. È un piacere, è diventato anche un approfondimento culturale per te, e ti ho conosciuto a tavola quando tra amici ci aiutavi ad assaporare e a cambiare anche i sapori. Ecco, questo è il bello del vino, che è un elemento socializzante. Molti dei ragazzi che frequentano i nostri corsi vengono anche per socializzare, sicuramente per scoprire cosa c'è di magico dentro questo calice, cosa noi riusciamo a far scoprire, perché poi in fin dei conti il sommelier è un comunicatore del vino, è l'intermediario tra quello che c'è nel calice e chi ci sta di fronte. Quindi la capacità comunicativa del sommelier è estremamente importante, lo è oggi credo in qualsiasi relazione sociale, ma lo diventa particolarmente quando parliamo di vino. E partirei proprio parlando di cibo, vino e salute, che innanzitutto non bisogna dimenticare che il vino è un alimento, perché un litro di vino di media gradazione fornisce circa 700 calorie al giorno. E sono tante. Se pensiamo all'Italia del dopoguerra, in cui per esempio chi faceva il muratore si portava dietro il suo pane e quant'altro, ma c'era anche il suo vino, che per lui rappresentava anche una fonte di calorie, di energia e quindi un alimento, tra virgolette. Oggi sicuramente il vino è un complemento nell'alimentazione, ma comunque fornisce sempre una razione di calorie, di cui non bisogna assolutamente dimenticarlo. Ecco. Quindi le diete vanno fatte anche in funzione di quello che è l'apporto che può essere dato dal vino. Ecco. E il bello della nostra associazione è come nei villaggi turistici. Non esiste che il ragioniere, l'ingegnere, il medico, no, siamo sommelier. È un tutti uguali. Tutti uguali, ecco. Io dico sempre che prima, quando non ero sommelier e andavo in giro per l'Italia, furbescamente, se volevo beccare un buon ristorante, telefonavo al farmacista del paese chiedendo dove si mangiava bene. Adesso invece chiamo un collega sommelier della zona e vado sempre a colpo sicuro. Non solo mangio bene, ma bevo benissimo, perché ti danno le indicazioni adeguate sotto tutti i punti di vista. Senti, i nostri telespettatori, ma gli utenti in generale, hanno sempre paura della sofisticazione alimentare, quindi anche della sofisticazione del vino. È un fenomeno che si è molto ridotto in questi anni? Assolutamente sì, dopo lo scandalo del vino al metanolo di alcuni anni fa, oggi diciamo così non abbiamo più rilevanze di questo tipo. Non solo, ma la legge è anche restrittiva per quanto riguarda l'indicazione in etichetta della quantità di solfiti
presenti nel vino, perché sappiamo che alcuni soggetti possono essere allergici ai solfiti e quindi la legge impone che se c'è un minimo contenuto di solfiti sia dichiarato in etichetta o in controetichetta. Quindi da questo punto di vista ci sono delle indicazioni ancora più restrittive, mi pare. Ecco. Tu tra le cose che ci hai portato alcune diapositive, un paio le abbiamo già viste passare. Soprattutto una cosa che piace ai nostri telespettatori sarà conoscere l'abbinamento cibo e vino. Ecco, diciamo alla regia intanto di mandare così la tua prima diapositiva, eccola lì. Ecco, l'abbinamento cibo-vino, diciamo, oltre ad essere un fattore socializzante, eccetera, è importante perché il cibo valorizza il vino e il vino è reciproco, sì. Ecco, come dire, l'uno privo dell'altro perde il suo più autentico significato e questo è il messaggio finale del nostro terzo livello del corso, in cui si parla esclusivamente di abbinamento cibo-vino. Nel primo livello si è parlato di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione, nel secondo livello si sono presi in considerazione i vini di tutte le regioni italiane, dell'Europa e del mondo, infine il terzo livello è la summa tra il primo e il secondo livello e con l'abbinamento cibo-vino che è, diciamo così, la ricerca della piacevolezza, perché lo scopo dell'abbinamento cibo-vino questo è, la ricerca della piacevolezza. Allora vediamo, regia, le diapositive del dottor Damanti. Eccolo qui. Ecco la prima, per dire, e poi passo la parola a Dino Marchi che in questo è stato il mio maestro. Ci aiuta lui, sì. Quale potrebbe essere, diciamo così, la giusta progressione del cibo-vino a tavola? Sicuramente i cibi che richiedono un impegno digestivo più importante hanno bisogno di una maggiore quantità di acido cloridrico, di succhi gastrici, di succhi pancreatici, di bile e quant'altro. Quindi andrebbero consumati per primo. L'esempio banale che qui portiamo è di una bella frittura in cui chiaramente l'impegno è più importante e quindi abbinato con un vino che stimola particolarmente la secrezione gastrica, quale può essere uno spumante, che può essere un metodo classico o un metodo Charman, favorisce la digestione della nostra frittura in maniera sicuramente migliore. Ecco. Ma anche una ricerca di piacevolezza, ma in questo sono sicuro che Dino Marchi ci può dire di più. Ecco, andiamo avanti con la prossima diapositiva e Dino Marchi ce la commenta. Questa è quella dell'antipasto ideale, no? Qua bravo Vito a dover in ogni caso cercare la possibilità degli abbinamenti. È chiaro che una scuola ti deve dare delle basi e le basi sono importanti perché così si comincia ad avere un ordine mentale e quindi non si è distratti da eventuali non conoscenze o perlomeno ignoranze varie, perché purtroppo io dico sempre che siamo tutti ignoranti da questo punto di vista. Dico sempre ai nostri allievi, ai nostri partecipanti ai corsi qual è il loro valore aggiunto. E dico, vi ricordate, prima dicevo appunto come eravate e come adesso state ragionando? Benissimo, approfittate del momento, andate a tavola con degli amici, andate a tavola con degli ospiti, andate a tavola con dei parenti, tutti sanno disquisire del perché appunto o non perché, o perlomeno del modo di capire come va un abbinamento. Questo vino va bene, questo vino va meno bene, in parole molto povere così, quindi ecco. E io dico sempre a loro, dico, fate attenzione, siate silenziosi, ascoltate e poi alla fine chiedete ma perché questo vino non va bene o perché questo abbinamento non va bene. Quindi la scuola ti ha aiutato a avere un principio del perché, il perché tu hai scelto un vino. E qua ci vogliono le logiche che poi alla fine sono intelligenti, sono astute da questo punto di vista. Ci sono dei canoni ben precisi che in qualche modo ti danno degli indirizzi. E quindi la scuola del contrasto piuttosto che della concordanza è un utile modo per capire come tu debba far funzionare queste papille gustative e quindi chiaramente capire qual è il moto o lo scopo per cui tu debba trovare questo patrimonio. Però alla fine dico anche che una volta raggiunta professionalmente questa sicurezza, la bellezza è saper essere libertini. E libertini vuol dire in ogni caso avere delle enormi conoscenze in materia di enologia o perlomeno di
di quelli che sono i vini che in qualche modo noi dobbiamo affrontare leggendo anche una carta dei vini. Perché dico questo? Perché il vino ormai ha un suo modo di essere presentato, non ci sono più, per così dire, le pocciachere come potevano esserci 10-20 anni fa. Ormai l'enologia ha raggiunto dei livelli tali da poter essere in ogni caso esaltata dal punto di vista della qualità di utilizzo della produzione del vino per quello che la natura ti ha potuto dare. L'altro elemento utile, secondo me, visto che usiamo spesso e volentieri un termine che giustamente è difficilmente trasmettibile in italiano, e quindi il terroir, ma è evidente che c'è tutta una filosofia, quindi il vino si comporta perché tale è l'uva in un territorio, quindi climaticamente adattata ad un territorio, quindi la tipologia è sicuramente validata dal territorio. E nello stesso tempo sempre ci sarà l'uomo da conoscere, l'uomo da andare ad incontrare, l'uomo da andare ad ascoltare, l'uomo da sentire con che filosofia o come ha voluto trarre quei caratteri del suo vino. Solo così si completa un'esperienza, e quindi ecco che allora dico che anche a tavola per l'abbinamento il vino può essere libertino quando si conoscono tanti vini, tanti produttori e tante aree di produzione. Quindi questa è una bellissima introduzione alla filosofia della scuola. Abbiamo visto l'antipasto con l'ostrica e l'abbinamento consigliato da Vito Damanti, che era il muscat. No? Muscadet. Sì, Muscadet della Loire. È un abbinamento, per così dire, classico, tradizionale, tipico. Sì. Secondo i canoni nostri ci sarebbero così dei margini di discussione, ma credo che non sia questo. Un buon bianco, insomma. Sì, ma vedi, non è che si abbina solo per piacevolezza, si abbina per tradizione, si abbina anche per momento psicologico, ecco, si abbina per tante ragioni, si abbina anche per valorizzazione. Se io voglio valorizzare il piatto, abbinerò un vino che non mi sormonti il piatto. Giusto. E viceversa, ecco, quindi le ragioni sono diverse, dipende dallo scopo. L'ideale è che il vino valorizzi il piatto e viceversa. Ecco, questo è l'ideale. Ecco, che giudizio dà Dino Marchi dei nostri frizzantini dei Colli Euganei? Per esempio. Non li chiami frizzantini, mi raccomando, potrebbero offendersi. Sì, i vinelli si offendono. Dei buoni bianchi che abbiano queste bollicine esplosive, non so, io penso un po' al nostro Serprino, penso ai vini così che vedo bene con gli antipasti, con il pesce, ecco, vedo bene anche per far festa. E non sono così costosi come i vini francesi, insomma. Ci sono giustamente due considerazioni da fare. Prima di tutto diamo atto, siamo nei Colli Euganei e diamo atto alla valorizzazione che i produttori stessi stanno dando al loro territorio, cioè c'è un cambio di mentalità. È indubbio che girando questi meravigliosi, o perlomeno osservando questo meraviglioso paesaggio che ci danno i Colli Euganei in tutti i vari versanti, e quindi nelle varie situazioni climatiche che ci sono, è indubbio che alcuni anni fa non avevano questo potere di poter essere in qualche modo osservati questi vini. Attualmente i Colli Euganei stanno dando sfoggio di quello che è la potenzialità del territorio. Io ho sempre detto che i Colli Euganei hanno la stessa potenzialità dei grandi vini anche friulani in certe occasioni per quanto riguarda potenza ed espressione alcolica, e che ancora sono dei vini inespressi. Però è vero che il secondo argomento che lei ha introdotto e che potrebbe essere anche così seguito in questa trasmissione è proprio quello di dire: lo seguiamo questo sintomo che c'è in giro di poter dire che dobbiamo portare a tavola dei vini a bassa gradazione alcolica, oppure in che modo dobbiamo affrontare questo argomento che potrebbe essere tale affrontato per dei vini che possono essere anche quotidiani, quindi quel modo di consumare un po' più libero, senza ansie, senza problemi, giustamente anche, chiamiamola così, tra virgolette, quantità, che non è il nostro motto ma è indubbio, ma che in ogni caso ci
liberalizza un po' dall'impegno qualche volta anche del poter abbinare. Ecco che allora questi vini possono tranquillamente giocarsi un ruolo, perché è giusto che ci sia anche un ruolo per quei vini quotidiani che hanno una loro logica di esserci. Non tutti i vini devono essere per forza puntati alla potenza, al corpo, alla struttura, alle complessità. Ci si può anche vestire bene, degnamente, per quello che può dare il territorio. Quindi la domenica i nostri telespettatori, quando vanno in giro, che acquistino pure dei produttori locali, perché la qualità è molto aumentata, sì, e il prodotto è sempre di sicuro valore, e poi può essere usato con tranquillità. L'abbinamento è abbastanza facile, perché sono dei vini abbastanza che non coprono il sapore del cibo. Ma del resto non devono coprire, ma del resto guardiamo un po' fino a dove devono arrivare. Si giocano la prima parte della tavola, è indubbio, non si possono giocare in maniera estrema la parte degli insaccati o dei salumi, però voglio dire, un abbondante goccio in più, diciamolo scherzosamente così, probabilmente copre anche quello, quindi è utile. Quello, sì. Vediamo quella diapositiva, regia, grazie. Ecco, con il primo piatto quale vino, per esempio? Anche questa è una bella domanda. Allora Vito, intervieni. Sì, allora chiaramente nella nostra filosofia di abbinamento cibo-vino diciamo sempre che dipende dal piatto, certo. Quindi in base al piatto scegliamo così quello che è il vino ideale. Però per esempio qui nella proposta di un piatto a base di spaghetti al pomodoro, quindi una pasta al pomodoro, l'idea di poter abbinare un vino rosato è un'idea simpatica. Il vino rosato negli ultimi anni ha avuto un grande successo anche nel Veneto. Ricordiamo che la zona del Bardolino produce grandi vini rosati che piacciono moltissimo, che vengono venduti moltissimo all'estero e sono molto apprezzati dalle donne per la bellezza del colore, per la piacevolezza che regalano al naso con questi profumi che ricordano un po' i fiori, le rose e quant'altro, e poi anche la gradazione alcolica che non è sempre sostenuta, e quindi le donne che sono particolarmente attente alle diete, adesso c'è la prova costume, quindi il Bardolino gioca il suo ruolo non indifferente, e la piacevolezza dell'abbinamento è sicura, è certo con questo, ma dipende sempre dal piatto. Saranno contenti anche i nostri produttori che l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto salvi un pochino e porti avanti i vini del Veneto. Per la pubblicità 2 minuti di sospensione e poi torneremo da voi. Allora siamo di nuovo qui con voi e parliamo di primo piatto. Il primo piatto come l'abbiniamo? Vito Damanti proponeva per un piatto di pasta al pomodoro del buon Bardolino, un rosé. E invece per un altro piatto il nostro Dino? Allora, caro dottore, lei mi sta mettendo in difficoltà in questo momento, comunque dipende sempre dalla struttura. È evidente che il gioco dei combattimenti fra vino e piatto è un gioco che chiaramente si fa sul ring, pari peso, quindi ecco che struttura e complessità vanno d'accordo per prima cosa, quindi è evidente che mettere insieme, dico io, dei classici bigoi all'anara piuttosto che giocarsi su grandi ragù o chissà che, la struttura del vino comincia ad avere una sua importanza. Da quel rosato più importante si può anche salire a quei vini rossi che in fin dei conti potrebbero gestire anche l'abbinamento, non magari con elevate caratteristiche strutturali, ma gestendole un po' anche con la parte aromatica dei profumi che andiamo a cercarli nei vini giovani rossi. Quindi ecco che allora il Veneto ne è ricco di questi vini rossi, perché tutte le aree ci propongono queste sensazioni. Io penso, in questo momento penso ai Colli Iberici e penso a quel Tai rosso, e potrebbe essere un altro motivo appunto anche che vorrei passare la palla a Vito per quanto riguarda come la pensa lui per dire Tai e baccalà alla vicentina, visto che è un piatto di pesce o quant'altro, e quindi è la bellezza di parlarne di queste sensazioni. Poi è vera una cosa, cioè noi dobbiamo giocare moltissimo di questi tempi negli abbinamenti di territorio, quindi se dobbiamo dare dei consigli è quello di gestire molto bene, oltre ai piatti di tradizione del territorio, i vini del territorio.
E il Veneto ne ha tanti da proporre. È indubbio che non dobbiamo chiuderci una cappa per poter dire solo il Veneto, perché è giusto che il nostro consumatore abbia questa sensibilità o possibilità di allargare le sue sapienze o perlomeno conoscenze. Però il Veneto attualmente ha una grande forza, che è quella di essere sì la prima regione in Italia per quanto riguarda la produzione di vino, ma in ogni caso si sta proponendo anche per una grande qualità dei suoi vini. Vini principalmente giovani, se noi andiamo a cercarli, vini per una tavola quotidiana se andiamo a cercarli, vini principalmente rossi, a prescindere da qualche carattere che possono avere certi, chiamiamoli autoctoni, che alla fine hanno una gran fortuna, come chiamiamola pure quella glera che ci dà il prosecco appunto in tutto il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e nella diocesi di Conegliano e Valdobbiadene. Però ha dei rossi che alla fine si giocano la tavola in qualsiasi momento, e questa è una bella cosa. E allora come la mettiamo con questo baccalà alla vicentina? Diatriba. La confraternita pensa, Gianluca, che ne propone più di uno di vini. Sì. Ecco, propone per esempio il Gambellara, ecco. Propone anche il Lessini Durello, un vino particolare fatto con un'uva particolarmente dura da cui trae il nome, che si spumantizza. Ma a mio modesto modo di vedere questo baccalà, che ha una untuosità importante e una succulenza altrettanto importante, richiede, oltre a una dotazione alcolica adeguata nel vino, una dose di polifenoli, di tannino, che ti asciughi la bocca, che ti tolga questa untuosità della bocca e ti regali piacevolezza. Questo è, come diceva Dino Marchi, concordo, opera del Tai Rosso. Sì. Una volta si chiamava Tokai Rosso, adesso non possiamo più denominarlo così. Ma pensa che questo vitigno, dal punto di vista genetico, ha il 97,5% dei geni uguale al Cannonau, alla Grenache Noir, alla Gragnaca Tinta e all'Alicante. Vitigni diffusi in mezzo mondo, ma che qui, nella zona dei Colli Iberici, danno, nella zona in particolare di Barbarano Vicentina, un particolare pregio al prodotto. Insomma, ragazzi, qui c'è da fare sì la colina in bocca per tutte le domeniche in cui magari facciamo delle gite. E poi andiamo avanti, per esempio con tutti i nostri piatti di lessi e di arrosti del Veneto, che sono tipici. I lessi di varie origini e gli arrosti di vari animali. Cosa abbiniamo? Cosa possiamo pensare di abbinare? Beh, anche qua vede, a seconda della cottura è evidente che nella stessa parte, voglio dire, di carne che si può usare si possono cambiare i vini. Ed è vero che la teoria pratica del contrasto, perché giustamente dobbiamo cercare la possibilità di aumentare o meno certe caratteristiche del vino che ci diano la possibilità appunto di una, diciamo così, un contrasto che è una pulizia alla fin fine. Ecco che allora con i grandi bolliti che onestamente troviamo specialmente nel veronese, è vera la parte che ci possono dare quelle uve della Valpolicella, quindi quei vini rossi legati a quelle uve della Corvina, Molinara e Rondinella, che alla fin fine, oltre alle fresche acidità, ti danno anche queste sapidità o sapori, ma nello stesso tempo ti aggiungono quella vivacità di colore che è altrettanto un elemento utile a giocarsi quel piatto di mezzo forte che è gestito già in maniera equilibrata, perché se ben conosciamo il contrasto, quel grande bollito che in ogni caso è legato alla elevata sensazione di percettibilità della grassezza è già di per sé giocato in equilibrio e in armonia con le salse verdi, il rafano, il crème e quant'altro possa essere l'acidità che va a detergere e a pulire. Il detergente, io dico il mastrolindo di turno da questo punto di vista, quindi un equilibrio già i nostri nonni, i nostri avi l'hanno già trovato nel piatto. Poi alla fine ci deve essere questo compendio, questa completezza che alla fine deriva da quella bevanda che in fin dei conti debba essere vino, che giustamente debba dare completare quel gusto e quindi armonizzarlo. Quindi vedi il bollito, il grande bollito ha già un suo equilibrio.
L'arrosto ha un altro carattere, dipende appunto da che tipo di carne lo si può ottenere, ma si può già aumentare il carattere del vino, la complessità del vino, e la complessità la si raccoglie attraverso il fatto che sì, si raggiungono strutture più elevate dovute a minori rese, le minori rese chiaramente mi pongono nell'utilità di avere più estratti, nello stesso tempo entra in gioco qualcos'altro che è l'abilità del tecnico che dico sempre, noi certe volte gli enologi li decliniamo come dei maghi. Io dico sempre che un enologo non è nient'altro che un abile tecnico che debba solo applicare tutto quello che ha ottenuto in vigneto, quindi la natura gli ha già dato tutto, gli sta dando tutto. Importante che lui non rovini il vino attraverso quel fenomeno della fermentazione, chiaramente giocandosi la grande annata e facendo un cattivo vino. Lui ha il dovere che nella grande annata debba farsi un grande vino. Dall'annata più misera, più triste, più piccola, come si suol dire, non sarà il mago che farà il grande vino, ma ci prenderà per il naso per qualche mese, voglio dire, perché la tecnica enologica lo aiuta, ma alla fin fine poi quel vino si disgregherà. Ecco che allora, ritornando al nostro discorso degli abbinamenti, è vero appunto che lui ha un gioco meraviglioso da farsi, che è quello di quel completamento che può ottenere con quell'invecchiamento appunto in botte, in barrique, in piccola botte o quant'altro possa essere. Ecco che il legno gli dà queste complessità al vino che lui le deve assorbire amabilmente per diventare un grande vino. Ecco che allora abbiamo aumentato la struttura, abbiamo aumentato le complessità, abbiamo dato tono a quel vino che deve in qualche modo contestare o contrastare giustamente le caratteristiche aromatiche dovute, dico io, al forno, piuttosto che a varie cotture che possono essere alla brace, piuttosto che il gioco appunto voglio dire della griglia in altra maniera. Ecco che allora in questa maniera il gioco si fa sempre più bello, proprio perché non è più lo stesso vino che noi andiamo ad abbinare, ma sono le scelte dei vini, le prove dei vini. Ecco perché è il bello di sedersi a tavola. Vito, è possibile per il bravo commensale degustare un vino nell'abbinamento e poi poterlo cambiare? È una eresia o è possibile cambiare durante la degustazione anche il tipo di vino? Ti riferisci allo stesso piatto o a piatti diversi? Allo stesso piatto, per esempio un piatto di arrosti. A un certo punto dice, beh, adesso proviamo questo è un rosso molto forte, adesso cerchiamo un altro più aromatico, man mano, anche perché il piatto nel tempo diventa meno caldo, il tempo passa, la bocca richiede qualcosa di nuovo. Sì, tutto è possibile fare, sì. Ecco. Basta però, provare sì. Perché è dalle prove che si capiscono le differenze e quindi si riesce a capire qual è l'abbinamento più armonico. Ecco. Perché quelle che noi utilizziamo, le schede di abbinamento, non sono altro che degli strumenti. Il giudice finale sono sempre i nostri sensi, la nostra vista, il nostro olfatto, il nostro gusto. Ecco. E quindi anche da questo punto di vista, perché no, io posso provare con due tipologie di vino diverso lo stesso piatto al fine di verificare quale dei due vini si abbina meglio, certo, per non è un'eresia. Ho presente il racconto delle nozze di Cana, dove il vino migliora nel tempo, stranamente. Certo. Ecco, si può quindi cambiare, cambiando con il gusto, cambiando con una certa attenzione, certo. Secondo i gusti. Sì. Senti, e dopo un secondo piatto bello forte, possono arrivare dei formaggi. Sì. Cosa può consigliare l'associazione sommelier per i formaggi? Noi ne abbiamo una varietà immensa, però facci qualche esempio anche tu. Beh, il formaggio indubbiamente ha sempre una nota di sapidità importante, quindi in linea di massima richiede nel vino una dote di morbidezza che può essere anche, diciamo così, accompagnata da una dolcezza vera e propria, cioè da un residuo zuccherino. Quindi il formaggio prevalentemente ha una forte sapidità, ma dall'altra, se è un formaggio, diciamo così, particolarmente, diciamo così, importante, con un lungo affinamento, ha anche una persistenza gusto-olfattiva molto importante. Quindi ti richiede dall'altra parte un vino che abbia una pari persistenza, perché la piacevolezza e l'armonia dell'abbinamento si gioca anche sulla lunghezza gustativa del vino e del cibo.
Ecco, di esempi qui ne possiamo fare tantissimi, per esempio pensare a vini dolci nel Veneto è facilissimo, dal Torchiato di Fregona al Fior d'Arancio Passito, ce ne sono tantissimi. Tutti questi vini si accompagnano benissimo a dei formaggi con una certa piccantezza, vanno molto bene, e se al limite il vino non ha una sufficiente morbidezza o non ha un sufficiente residuo zuccherino, io cerco di equilibrare il piatto. Come? Aggiungendo un po' di confettura oppure un po' di miele, quindi vado a smorzare quella che è la nota sapida e rendendo il piatto più equilibrato rendo anche l'abbinamento col cino sicuramente più piacevole, più armonico. Dino Marchi, Dimmi. qual è il piatto di formaggi che lei predilige e con quale vino lo accompagna? Allora vedi, anche qua l'argomento è molto ampio. Come dire, tu arrivi in una cena e dopo il grande secondo piatto, dopo quell'arrosto che abbiamo accennato prima, ti arriva il piatto dei formaggi. In quei casi hai due vie. Hai due vie per pensare di non cambiare continuamente vini, perché sarebbe un po' o antieconomico e anche poco piacevole in certe occasioni. Potrebbe essere motivo di trovare dei formaggi che si accompagnino a quel vino precedente, oppure saper scegliere dei formaggi che ci avvicinino a quello che potrebbe essere il futuro piatto, che potrebbero essere i dessert. Ecco che allora quando dico ventaglio dei formaggi che ci propinano, dico fate attenzione affinché non siano numerosi, non devono essere più di 6. E fate attenzione affinché non siano di tipologie troppo diverse, come dire che in tante occasioni ti propongono il piatto e allora formaggi freschi, non dico mozzarella, ma in ogni caso potresti pensare a ricotte o a formaggi caprini, piuttosto che arrivare a dei, dico io, degli squaccheroni o quant'altro, per poi pensare che arrivi al formaggio di media stagionatura, dico il nostro Asiago, il nostro Monteveronese, il Montasio o chissà che, per poi arrivare ai formaggi di lunga stagionatura, per poi pensare a quei formaggi erborinati che alla fine fanno un'esaltazione tremenda di quelle muffe che giustamente portano ad un'aromaticità quasi, voglio dire, che coprirà sempre un vino che tu puoi avere a disposizione. Ecco che allora il formaggio va in qualche modo deciso al momento, deciso per dire lo vuoi accettare con quel grande vino rosso o lo vuoi in qualche modo appropriare e avvicinare al dessert, quindi al vino dolce in tal senso. E il vino dolce potrebbe essere una moda, ma c'è una spiegazione, giustamente Vito l'ha data prima la spiegazione. I formaggi, attenzione a cosa ammirano tanti vini, dai vini bianchi ai vini rossi. Dai vini bianchi ai vini rossi ai vini dolci ai vini liquorosi, quindi tutta la gamma dei vini c'è nei formaggi, a seconda della tipologia. Quindi bisogna stare attenti perché se non amano qualcosa i formaggi allora dico, ameranno di più i vini bianchi, ma forse riscopriremo dei vini bianchi che stiamo dimenticando, quei vini bianchi maturi, non dannata, non con elevate acidità, ma con l'acidità che in ogni caso appartiene a un vino bianco, ma dei vini bianchi che siano un po' complessi, strutturalmente importanti, ecco l'importanza della loro maturazione anche nelle piccole botti di legno, noi li abbiamo dimenticati quei vini, oppure amano quei vini bianchi provenienti da uve, per così dire, da uve di provenienza aromatica, o i Gewürztraminer, piuttosto che anche i Riesling o quant'altro, ma di una vendemmia tardiva, quindi già con un piccolo residuo zuccherino. E poi amano i vini rossi, ma che non siano giovani. Amano i vini rossi che abbiano una proprietà di tannicità, quindi di astringenza o ruvidità, che in ogni caso non vengono apprezzati dall'abbinamento. Amano i vini rossi di grande morbidezza, quindi indubbiamente o perché provenienti anche da uve portate ad appassimento, piuttosto che vini rossi che hanno fatto un loro iter di vita. E poi questi vini dolci che alla fin fine giocano un ruolo importantissimo. Non tutti i vini passiti, tutti possono andare bene per i formaggi, è proprio banale dire ci vuole un vino passito, perché amano quei vini dolci
che devono in ogni caso arrotondare, non con una grande quantità di zuccheri, quello che è la morbidezza che chiedo normalmente al contrasto con la sapidità dei formaggi. Ecco la bellezza del vino dolce ed ecco allora le aromaticità che giustamente vengono esaltate anche da quel residuo zuccherino. Ecco che allora amo di più i vini dolci da appassimento del nord. Dico i nostri Recioto di Soave, il Gambellara Recioto, piuttosto che quel Torchiato di Fregona, piuttosto che tanti vini dolci della fascia nordica, meno quei vini dolci che provengono dalla fascia del sud, quindi un clima chiaramente più caldo, dove le acidità sono un po' più dispersive. Ecco, allora ha una ragione d'esserci anche il vino dolce. E poi c'è quel benedetto vino liquoroso che alla fin fine è una storia a sé che è altrettanto importante, ma è una storia antica di come appunto si producono i vini liquorosi. I nostri telespettatori adesso hanno capito perché ho aspettato per tanto tempo Dino Marchi e le sue lezioni di enogastronomia. Insomma, è bellissimo sentirlo parlare. Vito, tra un po' arriveremo alla prossima pausa. Introduciamo un attimo la cosa del sanitario, del medico. Il vino fa bene o fa male? Ecco, noi sappiamo che ci sono alcune razze, senza essere razzisti, cioè l'uomo è diverso per tipologia genetica. Alcune razze che non possono tollerare gli alcolici, altre che lo tollerano molto poco, tant'è che la loro religione li inibisce, e noi che tutto sommato lo tolleriamo. Se ci fai per cortesia una piccola panoramica. Sì. Dicevo prima che è un alimento e in questo alimento è compreso anche l'alcol etilico che è fonte energetica. Ecco, l'importante è sempre stare nei limiti. Ecco, questi limiti, forse c'è una slide che avevamo preparato, variano a secondo della razza ma anche del sesso. Per dire, le donne hanno un corredo enzimatico un po' più ridotto di alcol deidrogenasi, che è l'enzima presente nel fegato deputato a metabolizzare l'alcol etilico, mentre il maschio rispetto alla femmina ne è un po' più dotato. Quindi i 2 bicchieri per la donna e i 3 bicchieri per il maschio al giorno, sempre accompagnato al pasto, perché questo è un concetto importante. Noi diciamo sempre di bere poco, di bere bene e di bere durante i pasti, perché questo facilita anche la digestione, perché l'alcol stimola la secrezione gastrica e quant'altro. Ecco, l'abbiamo accennato prima, il corredo enzimatico epatico di alcol deidrogenasi che è variabile. Quindi aiuta lo stomaco a una buona secrezione gastrica e ha azione coleretica, colecistocinetica, quindi aiuta anche, diciamo così, lo svuotamento del succo biliare e quindi in definitiva il metabolismo dei lipidi, dei grassi che accompagnano la dieta. Quindi viene facilitata la digestione. Assolutamente come sì, nelle tue nelle diapositive. giuste quantità. Sì. Ecco. Anche perché per degustare un vino, pensa, nelle nostre lezioni noi utilizziamo 30 millilitri, cioè dire un primo sorsetto di 20 millilitri per avvinare la bocca, per togliere quei sapori che possono essere presenti. Ecco. Dopodiché la degustazione vera e propria si avvale di circa un cucchiaio, 10 millilitri. Con 10 millilitri sei in grado di apprezzare, degustare il prodotto. Ecco, allora ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi perché l'ultima parte continuerà ad essere ancora più interessante. Grazie. Allora Vito Damanti ci stava dicendo come medico le donne hanno un patrimonio enzimatico inferiore al maschio e le popolazioni arabe non tollerano l'alcol e le popolazioni nere ancora meno. Le vere popolazioni nere autoctone, perché forse negli anni cambieranno anche loro geneticamente, vedremo come succede adesso con le integrazioni. Invece abbiamo ancora un paio di argomenti per Dino Marchi e il nostro presidente. Ecco, con la frutta quale vino? Teniamo la testa al toro, diciamo nessun vino, è così inutile neanche spiegarlo. Sì. Però con le fragole un po' di champagne, no? Sì, si diceva. Sono quelle cose che in qualche modo fanno un po' di effetto, ma la gestirei in maniera pratica e logica nel dire che la frutta va da sé, quindi non ama, non c'è un vino, se vogliamo proprio essere così.
Però dopo c'è il dessert. C'è il dessert o le varie parti, le varie tipologie di dessert che alla fine, anche qua, le tipologie dei vini dolci, ecco la concordanza, sì. Il piacere di dire quanti zuccheri finalmente ho in questo dessert e tanti più zuccheri devo trovare nel vino che vado a scegliere. Finalmente magari togliamo un piccolo disturbo a qualcuno che alla fine di una torta nuziale magari ti propone uno spumante secco o chi va là. E in quel momento troverai che il tuo dolce diventerà meno dolce e il tuo vino diventerà metallico, il che avrai rovinato questo e quello al tuo caro palato e non hai ricercato giustamente. Quindi il vino dolce va preso. Vino dolce con il dessert va un vino dolce. Sì. Poi vedete un po' la tipologia o le varie tipologie, perché giustamente nella quantità degli zuccheri ci stanno anche le possibilità del gioco delle bollicine. Sì. Non possiamo farne a meno di giocarci la base del Moscato che ci dà quegli ottimi spumanti sia in Piemonte ma principalmente, e credo ci sia la possibilità e questa sia l'opportunità di evidenziare quanto ci possono dare i Colli Euganei con il Moscato Fior d'Arancio che è recentemente passato alla DOCG, ma nello stesso tempo anche il Moscato Colli Euganei, due varietà di vitigni che però alla fine provengono dalla stessa origine, la stessa possibilità di gestire le aromaticità classiche del Moscato. E vedete un po' come è bello pensare a quanto nell'aromaticità si possa sgrassare attraverso le bollicine, e questa è una presenza. Poi tutta l'altra gamma è giocarci fino alla classicità dei dolci secchi, quindi in quella possibilità di aumentare le strutture proprio perché la masticabilità che noi abbiamo e quindi la funzione di provocare questa salivazione meno abbondante ha bisogno indubbiamente anche di giocarsi più struttura nei vini, ecco i grandi vini passiti o i grandi vini provenienti da uve passite, ma nello stesso caso può esserci anche il gioco effimero o perlomeno ricercato in tutti quegli amanti delle varie tipologie di cioccolato o preparazioni al cioccolato. E qua vedete un po' il cioccolato, quanti ruoli in quanti modi può essere gestito. Preparazione, voglio dire, un dolce al cucchiaio al cioccolato, e dipende con quanto cacao è evidentemente prodotto, meno struttura, ci va bene un vino. Aumentiamo quel benedetto modo del cacao ed è evidente che pian piano aggiungiamo lo stile dei vini liquorosi, per pensare anche a un'elevata gradazione alcolica, ma anche alle strutture più elevate e a meno zuccheri presenti, perché in quel momento il cioccolato ha anche, voglio dire, sì, una tendenza a marognola, per poi arrivare alla possibilità dei grandi distillati. Vede che la complessità dei grandi distillati sta proprio nel fatto che sono stati gestiti nella botte, quindi per anni hanno ottenuto questi meravigliosi aromi che chiaramente ceduti anche dal legno, che li hanno resi così importanti. Ecco un po' la gamma del gioco delle concordanze. Quindi lì alla fine le 4 ciacque con un buon distillato in mano, e quindi la sera o il pomeriggio avanzato di un buon pranzo in compagnia finisce bene. Gianluca, e la io salute? Dopo 33 anni che sono in Veneto ho imparato una cosa bellissima del Veneto. Alla fine del pasto, dopo che ho bevuto il caffè, mi piace fare il rasentin, cioè dire quel goccetto di distillato di vinacce che si chiama grappa, ti dà l'aromaticità tutta che raccoglie la tazzina e aiuta ancora ulteriormente la digestione, perché provocandomi una vasodilatazione importante facilita ulteriormente la secrezione dei succhi gastrici e quindi mi aiuta la digestione a stomaco già pieno. Ecco. Senti, è una grande piacevolezza il rasentin, dico che è una filosofia. Il rasentin aiuta, però se dopo ci si deve mettere in macchina troppo presto è un problema. Certo. Dino Marchi voleva chiedere a te come medico, a parte le problematiche di legge, qual è il volume alcolico che tutto sommato è consigliato durante un buon pasto? Sì, ecco, torniamo alla tolleranza di prima. La tolleranza di prima è data dalla gradazione alcolica del vino, cioè se io bevo una flute di spumante con una gradazione alcolica tra gli 11, 11,5, 12, come può essere un prosecco di Conegliano Valdobbiadene, allora andiamo sui 2 calici da circa 100 ml l'uno. Diverso è il discorso se è un calice di
Valpolicella o di Amarone della Valpolicella 14-15 gradi. Diverso ancora il discorso se ho un bianco di Custozza o un Soave con una gradazione diversa. Diverso è ancora il discorso se ho un vino liquoroso, quindi arriviamo anche a 18 gradi. È chiaro che tutto dipende dal tenore alcolico. Sai benissimo che poi l'assorbimento dell'alcol dipende se lo stomaco è vuoto oppure no, se il vino è frizzante, cioè se ha CO2, perché la CO2 accelera l'assorbimento dell'alcol e quindi l'alcolemia si innalza più velocemente. Ma basta aspettare qualche ora perché il nostro fegato è in grado di metabolizzare l'alcol e rientrare in quei limiti di legge che sono limiti di sicurezza nostra, non tanto di legge, è una nostra sicurezza perché i nostri riflessi a quelle concentrazioni alcoliche sono ancora nel perfetto range di normalità. È chiaro che poi un po' alla volta si va in default, come si suol dire. Ecco. Ti è mancato così nel tuo vivere nel Veneto quel Nero d'Avola di cui ogni tanto ci parli? Ma pensa che il Nero d'Avola lo si può fare anche in Veneto perché ci sono dei vini a indicazione geografica tipica che possono essere imbottigliati anche in Veneto, ma che vengono dalla Sicilia. Ma qui questa regione ha una ricchezza di vini incredibile. Io mi ricordo che uno dei nostri relatori, ricordatevi per ogni regione almeno un vino spumante, un vino bianco, rosato o rosso e un vino dolce. Prova a pensare, qui nel Veneto abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda i vini, diciamo così, spumanti, pensa al Prosecco di Conegliano Valdobbiadene o Asolo Prosecco. Ecco, se vogliamo andare sui bianchi, pensa al Lugana, pensa al Soave, ecco, se sui rossi l'imbarazzo dalla Valpolicella a Breganze, a Lisonna, anche questa è una zona importante, eccetera, eccetera. Se vogliamo pensare ai vini dolci abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, il Moscato Fior d'Arancio dei Colleogane, il Friularo di Bagnoli Passito, che adesso è diventato anche di OCG, e via Quindi dicendo. il paradiso è nel Veneto. Guarda, abbiamo il 50% dei vini prodotti nel Veneto sono vini DOC, quindi vini di alta qualità, voglio dire. Ecco. Senti, tu cosa hai trovato nel fascino di Dino Marchi che ti ha travolto e ti ha portato a fare il sommelier? Cos'è che ti è piaciuto di più? La profondità della cultura, la grande conoscenza, oppure questa capacità di comunicare che ha? L'attenzione verso l'uomo, verso la persona. Questo è quello che mi ha coinvolto. Dino Marchi mi ha coinvolto personalmente, oltre che come maestro per quanto riguarda, ma mi ha coinvolto come persona. Ecco, questa è una cosa importante. Ecco, io vorrei che Dino Marchi allora concludesse questa piacevolissima trasmissione dicendo qualche cosa ai nostri telespettatori nei riguardi delle caratteristiche del vino e del rispetto che si deve avere per il buon vino, specialmente il nostro, i vini locali. Beh, è solo una ripetizione che noi facciamo, che io faccio, nel poter dire che ci si avvicina, lo si apprezza, lo si conosce e quindi ci incuriosisce. Sono questi un po' gli aneddoti che dobbiamo cercare. Alla fin fine non mi viene altro che ripetere tutto quello che già ho detto. Il vino ha una sua parte, la conoscenza del vino va fatta attraverso il territorio, quindi viaggiando, e la conclusione della conoscenza del vino va cercata nel conoscere gli uomini che l'hanno prodotto. Ringraziamo la saggezza di Dino Marchi, la competenza di Dino Marchi e l'amicizia di Vito Damanti che ci ha consentito di farvi questa trasmissione per me piacevolissima, nel ringraziarli tanto. Allora la trasmissione, ahimè, è finita, vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata e questa volta invece che buona salute a tutti, buona tavola a tutti, alla prossima.